a Buggerru di Salvatore Sardu per la precisa ricostruzione di 80 anni di storia del nostro Paese e per la riproposta di avvenimenti politici sindacali spesso ignorati, visti dall'autore, attraverso la realtà della sua regione, la Sardegna, per molto tempo colonia di sfruttamento e di speculazione. Sono convinto. Ecco qua Salvatore Sardu, complimenti molti. Ecco, è un momento molto carino, è il vincitore del primo Video Scotch Trophy 83. Mi auguro che questa manifestazione, questo premio abbia un seguito per 50 e più anni e quindi lei comunque rimarrà sempre... Sono già vecchio adesso, no? No, io pure non ci sarò, ma non si preoccupi, l'importante però è che lei è il primo vincitore. Per piacere, sono ovviamente menzionato perché non ci speravo assolutamente, penso che sia dovuto alla bontà della giuria tutto sommato. Io credo che sia dovuto alla bontà del suo lavoro. Guardi, le dirò, mentre Montaldo finiva di leggere la motivazione, Piano mi ha detto è molto bello. Sono molto contento, ringrazio Montaldo per le gentili espressioni. Abita a Iglesias, una cittadina mineraria, certo. Infatti è il capoluogo, diciamo, del bacino minerario metallifero, che è il più grande d'Italia oggi, una volta il più grande d'Europa, quindi ecco perché mi sono ispirato a questi temi minerari. Che non è Ida di Benedetto Gaddi, è il vincitore del... Prego. Ci hai ricordato Sacco e Vanzetti, la battaglia d'Argeri, i 4 giornali di Napoli, ci hai ricordato sta roba qui, fotograficamente come regia, come tutto, come argomento. Bene, allora facciamo un applauso a quello che dice, Gatti, che è molto bello, molto bello. Anzi, come...